Ciao Antonio. Ciao Pietro, oggi cosa facciamo di bello? Ma oggi siamo alla Smeralda, uno dei villaggi storici di Milazzo, uno dei posti tra le altre cose più belli di Milazzo. È la seconda volta che veniamo qui, se non È sbaglio. la seconda volta che veniamo qui, ci è piaciuta, tra le altre cose in questo caldo infernale siamo seduti qui nel loro salottino, si sta benissimo. Io invito tutti quanti a venire qua alla Smeralda, tra le altre cose si mangia anche molto bene, hanno un ristorante, hanno una pizzeria, si sta bene veramente. A parlare di Milazzo e di turismo. Sì, esattamente. È un punto dolente certe volte. Per certi versi è un punto dolente. Per certi versi è un punto dolente perché non abbiamo una politica del turismo a Milazzo che unifica tariffe, servizi, tutto. Costi di gestione. Costi di gestione. Perché attenzione, noi parliamo di turismo, di Milazzo turistica e pensiamo che il turismo venga da solo. Noi pensiamo che fare turismo significa mettersi lì e aspettare i turisti e possibilmente dargli una legnata in testa e fargli pagare un sacco di soldi. Non è così. È sbagliato. È sbagliato. Il turismo è un'economia, è un'industria e va trattata per quello che è. Una gestione oculata. Una gestione oculata. Allora, io per esempio ho saputo che ci sono dei bed and breakfast a 12 euro a notte. Ora, 12 euro a notte significa fare fallire gli altri. Ma attenzione, c'è di peggio. C'è gente che fa pagare 80 euro al giorno. 90. 90 euro. Allora, il turista che per sbaglio ha perso la nave oppure vuole passare una notte a Milazzo e paga una notte 90 euro quanto nel resto d'Italia, per non dire nel resto d'Europa, tu vieni dalla Spagna ultimamente, paga 90 euro, paga quella notte e va via e non torna più. E non torna più. E fra l'altro col passaparola fa una pubblicità negativa. Esattamente. Allora Antonio, io ti dico, noi abbiamo un gioiello nelle mani e questo gioiello che abbiamo nelle mani è un paesaggio bellissimo, incredibile, di una bellezza incredibile. Noi siamo qui alla Riva Smeralda e la Riva Smeralda è uno dei posti più belli. Insieme alla piscina di Venere di Capomilazzo. Esattamente, siamo in un posto incredibilmente bello, ma dobbiamo saperlo gestire. Dobbiamo saperlo gestire significa che il turismo lo dobbiamo trattare come un'industria. Dobbiamo razionalizzare un po' tutto, direi. Dobbiamo razionalizzare un po' tutto. Antonio, io credo che il prossimo sindaco di Milazzo, oltre a dire prima i milazzesi, prima i siciliani, debba anche farsi il giro delle strutture ricettive, dei bed and breakfast, di tutte, diciamo in generale, tutte le strutture ricettive in generale. Di tutte le strutture in generale e dire dobbiamo metterci d'accordo e fare il brand Milazzo ti accoglie e quindi stabilire dei minimi e dei massimi. E quindi, i minimi e massimi in base alla qualità del servizio. Certo, e quindi stabilire che una notte a Milazzo in un bed and breakfast non può costare meno di tanto non può costare 12 euro perché gente come la Riva Smeralda che ha un posto meraviglioso non può fare pagare una notte 12 euro, ma contemporaneamente un ristorante, quando si vede entrare il turista tedesco, il turista anche italiano, non può fargli pagare un secondo di pesce surgelato, risurgelato, scongelato, di nuovo risurgelato, 80 euro. E attenzione, lo dico perché è successo, perché danneggia tutti gli altri operatori. Danneggia la città in generale. Danneggia la città. Allora, io ti voglio dire una cosa brevissima perché so che i tempi nostri sono molto ristretti. Io sono andato in una delle isole Eolie, non dico quale per non dare adito a contestazioni, e ho preso una granita e una brioche. 12 euro, quanto hai pagato? 7,50 euro di 6 anni fa, 7 anni fa. E quando mi è arrivato il conto gli ho fatto vedere il passaporto. Certo, gli ha detto scusate, ma, ho fatto vedere il passaporto. Ma anche questa è un'assurdità perché non importa da dove vieni. Non si può fare pagare a un turista, cioè qua una granita costa 2,50 euro, 3 euro. Esattamente.
perché significa danneggiare tutti gli altri operatori. Se tu mi dai un altro minuto ti voglio spiegare. I minuti sono lì, ce li danno i nostri amici ascoltatori. Mio padre aveva, per chi lo conosce, aveva il servizio postale a Milazzo. Certo. Mio padre curava anche i trasporti per le Isole Eolie per conto della posta e inviava nelle Isole Eolie tutto, i pacchi contenenti il caffè, tanta roba. Lui si trovò ad andare a Vulcano, non dico dove chiaramente, perché doveva fare un preventivo per un servizio che gli aveva chiesto la posta di Milazzo. E allora, quando andò a prendersi il caffè in un locale che non dico quale, ai tempi un caffè costava a Milazzo 150 lire e la roba con 2000 lire. Ecco. Mio padre aveva questo vizio, prima pagava e poi parlava. Certo. Pagò e poi chiese al titolare: senta, scusi, ma perché il caffè costa tanto? Ah, sa, il caffè arriva con le navi, noi paghiamo. Mio padre gli disse soltanto: guardi che un pacco di caffè da 20 kg che le spedisco io costa 4.000 lire di spese. Lei già con 2 caffè si è pagato le spese. Esattamente. Allora io ti dico, Antonio, noi che facciamo politica, perché per noi fare video poi significa fare politica, stare in mezzo alla gente, parlare con la gente. Noi che facciamo politica dobbiamo pensare seriamente a una politica del turismo a Milazzo fatta in modo che la gente ritorni a Milazzo. Esattamente. E questo lo può fare soltanto un sindaco che ha intenzione di curare la propria città e che abbia le idee chiare. Non serve a niente sul palco quando fanno i comizi. Noi incrementeremo il turismo. Sono stronzate. Realmente ci vogliono i fatti. Ci vuole il prossimo sindaco di Milazzo, deve mettere tutti dentro una stanza. Signori miei, i 150 proprietari di bed and breakfast, gli amici qui della Riva Smeralda, gli amici del Cirucco, speriamo che il Cirucco riapra, e dire: bene signori, noi siamo un'industria, Milazzo è un brand, è un marchio, Milazzo in questi 5 anni che io sarò sindaco dovrà avere una immagine ben precisa, che non può essere 12 euro per notte per fregare gli altri, non può essere 90 per fregare la persona, perché rapino il primo che mi entra, tanto quello non ritorna più. D'accordo? Allora, noi con questo pensierino vi lasciamo soprattutto con un altro pensierino. In questo momento noi ci stiamo vedendo sulle pagine della Lega Cittadina, ma anche delle città siciliane per l'attuazione dello Statuto. E sono le città siciliane che portano avanti questo discorso, perché è un discorso per i siciliani. La Sicilia è un'impresa, una grande industria all'aperto del turismo e noi dobbiamo vivere di turismo, ma dobbiamo saperlo fare. Abbiamo uno strumento che è lo strumento principe, che è lo Statuto autonomistico siciliano, lo dobbiamo mettere in pratica, seriamente. Dobbiamo costringere i politici, che fino ad oggi se ne sono fregati, a mettere in pratica. No, Antonio, non sono d'accordo con te. No. Non dobbiamo costringere i politici, li dobbiamo mandare a casa. La prossima classe politica siciliana sarà delle città per l'attuazione dello Statuto. Tutti gli altri se ne vadano a casa. È da 70 anni che ci sgovernano, se ne vadano. Hai ragione. La prossima classe politica sarà di gente che ha aderito gente che ama la Sicilia. Di gente che ama la Sicilia, al punto che ha aderito alle città siciliane per l'attuazione dello Statuto. Per stasera è tutto. Da Pietro Lomiglio e da Antonio Messina vi salutiamo e vi diamo appuntamento alla nostra video chiacchierata qui sulle città siciliane per l'attuazione dello Statuto e la Lega Cittadina Milazzo. Arrivederci.